Voi non morirete se le incredibili rivelazioni di Gesù a Suor Beghe. Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi di Suor Beghe, che è una suora vissuta nel Novecento, che in particolare nella seconda metà del Novecento ha ricevuto da Gesù e Maria tutta una serie di apparizioni e messaggi importanti che riguardano il futuro dell'umanità. E diciamo ecco che questi messaggi da una parte inducono ad avere paura di quelli che saranno gli eventi futuri, perché si parla in questi messaggi di terremoti, di maremoti, di uno scenario veramente apocalittico in cui nulla si salverà sulla terra, però dall'altro lato si parla anche di un evento molto molto importante, che è quello del sollevamento, di un nuovo esodo che riguarderà gli eletti. Gesù sta in questo periodo di tempo, ma ha iniziato già da molto tempo, sta schierando Gesù le sue legioni, le legioni angeliche sulla terra, che si contrappongono chiaramente a quelle che sono le legioni infernali. Qual è il compito di queste legioni angeliche? Sicuramente quello di combattere il male, ma soprattutto quello di far iniziare il più grande esodo della storia dell'umanità, perché purtroppo quando inizieranno ad accadere tutta una serie di eventi catastrofici, sarà molto difficile che rimangano delle persone in vita sulla terra, ed ecco quanto Gesù ha rivelato a Suor Beghe circa coloro che saranno salvati da questi eventi catastrofici, e soprattutto le modalità come egli porterà in salvo i suoi eletti, le anime predilette, e come fare ad essere tra queste anime. Ha detto Gesù a Suor Beghe: e ora sto per svelare un segreto ai miei bambini, alle mie anime predilette. Voi non morirete se prenderete la decisione, tutti voi, e la metterete in pratica, di vivere una vita cristianamente santa e di pregare coscienziosamente 2 ore al giorno. Quindi queste sono le condizioni per far parte della schiera degli eletti. Tutti siamo chiamati a farne parte, basta vivere una vita santa all'insegna dei valori cristiani, quindi chiaramente praticare la Santa Messa, l'Eucarestia, l'adorazione eucaristica, e soprattutto, dice Gesù, pregare coscienziosamente per 2 ore al giorno. Ma continuiamo a vedere quali sono le parole di nostro Signore. E la vostra preghiera si innalzerà verso la Santissima Trinità, ed ella l'ascolterà. Ella vi prenderà sul suo seno nel momento in cui la terra sarà diventata inabitabile, e non vi restituirà la terra che, quando sarà stata purificata e resa di nuovo abitabile, solo allora potrà di nuovo accogliervi. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo si faranno anche conoscere, ma ella conserverà sempre il suo mistero, perché la natura umana non potrà mai comprenderla senza morirne. Ecco il segreto che io voglio far conoscere a voi, mie care anime predilette. Io non l'ho mai annunciato in maniera così chiara ed esplicita, sebbene alcune
mie anime l'abbiano a me tanto care, l'abbiano compreso, meditando o leggendo i rendiconti di queste meditazioni. Ora lo dico ufficialmente, perché le anime a me care devono prepararsi con una preghiera fervente a vivere degli avvenimenti che sarebbero loro mortali se non ricevessero la protezione divina per sopravvivere. La mia potenza può proteggere o annientare. Ella proteggerà ed ella annienterà, ma siete voi, anime mie predilette, che farete la scelta. Siete voi che potete scegliere adesso di far parte del popolo della Chiesa o di non farne parte. Siete voi, bambini miei, che determinerete la scelta del vostro Dio, ed è perché la scelta sarà stata vostra che mi piacerà tanto. E vi dirò ancora che coloro che morranno, quando avranno risposto al mio richiamo, alla preghiera, saranno immediatamente trasportati in cielo dagli angeli, e là essi godranno una gioia talmente ineffabile che non proveranno nessun dispiacere per la loro sorte. Amati, mi verrete incontro tra le nubi del cielo, felici, esultanti. Io vi trasformerò in un attimo e sarete simili a me. Siate tutti pronti, non fatevi cogliere impreparati, cogliete l'istante, vivete come se ogni giorno fosse l'ultimo. Leggete bene e meditate le mie parole attraverso quello che dice Paolo, il mio fedele strumento d'amore che ora è qui, nella più grande felicità accanto a me. Per ogni anima fedele ci sarà una grande, immediata, profonda trasformazione. Avverrà in un istante. Il processo cominciato per libera scelta continuerà per mio dono, per mio sublime dono, e l'anima diverrà libera, libera completamente da ogni genere di schiavitù. Amata sposa, leggo nel tuo cuore l'immensa gioia di sentire queste mie parole. L'attimo che Paolo preannunciò non era per i suoi tempi, ma per i vostri tempi. Il sogno accarezzato da questo mio figlio prediletto lo vivranno alcuni di questo tempo, e le mie promesse per loro avranno pieno compimento. Le tenebre avanzano, ma le schiere della luce sono pronte ad intervenire. Sono già tra voi. Ecco, voi le vedrete. Come ai tempi di Noè, salvai la sua stirpe per mezzo dell'arca che egli costruì sotto la direzione di Dio, aiutato dagli angeli. Oggi che l'umanità si è estesa su tutta la faccia della terra, io verrò in vostro soccorso. Sarete sollevati, subirete la trasformazione, sarete trasportati in un altro luogo. Ho preparato per voi un piano di salvezza universale. Gli angeli vi porranno in salvo. Quando vedrete la croce di luce in cielo, siate pronti a seguire chi vi preleverà, come avvenne per Lot. E negli ultimi istanti voi strapperete le anime al maligno. Quella sarà la bufera ultima, perché poi avverrà la catastrofe che cambierà la faccia della terra. Cieli nuovi, terre nuove spunteranno all'orizzonte, ma voi le catastrofi non le vedrete,
perché sarete sollevati fino a me, corpo e anima, e avrete subito la mia grazia di trasformazione. Figlioli, attendete con ansia il grande segno della croce che riscuoterà popoli e nazioni. Tanti piangeranno di gioia e tanti di disperazione. Quello sarà il segno che darà il via a tutto ciò che dovrà succedere per ultimo. Ecco che vi ho aperto un altro lembo del velo oscuro imminente, del vostro avvenire e dell'avvenire di tutti. Siate pronti e preparatevi alla mia venuta, che sarà possente, meravigliosa per i miei eletti. Essi verranno trasportati in cielo sulle nubi dai miei angeli e subiranno quella trasformazione gloriosa di cui vi ha parlato l'Apostolo Paolo, recitando meravigliose preghiere alla Vergine Maria. Sarete rapiti in cielo, non tutti capiranno, ma i miei sì. Ed ecco che si solleverà un grande vento, molta polvere si leverà, molti crederanno a fenomeni atmosferici, ma così non sarà. Non meravigliatevi, si scoperchieranno le case, sì, ma i meritori atti di amore di molti fermeranno le forze della natura. Ed ecco che in questo turbinio appariranno degli angeli annunciatori del grande evento. Molti crederanno che si tratti di una suggestione, ma suggestione non sarà. Il sollevamento verrà presto, verrà in 3 riprese, prima i santi, poi i peccatori che hanno fatto penitenza, infine quelli che mi cercano urlando all'ultimo momento. Verrete incontro allo sposo che viene. Essi saranno portati via in un posto sicuro quando verrà la tribolazione. Molti periranno in questi ultimi giorni, ma nessun figlio di Maria si perderà. Noi sfuggiremo alla tribolazione, al terrore e alla disperazione con la nostra Santissima Madre che ci guida. Maria, Madre di Dio, lo ha promesso che tutti i suoi veri figli che indossano lo scapolare marrone e recitano il rosario saranno tratti in salvo. Vi è un posto preparato per voi da Maria. Dovete rimanere nelle vostre case finché Maria stessa verrà a condurvi a salvezza. Presto sarà il tempo di seguire la vostra Santissima Madre nel luogo sicuro preparato per voi. Ora essi saranno sollevati verso l'alto e posti al mio cospetto. Non è la fine del mondo, bensì l'inizio di una nuova epoca luminosissima, l'epoca dello Spirito Santo, di Dio, l'epoca della luce, l'epoca dell'amore. Perché vi meravigliate del sollevamento? Forse che io non sento i gemiti del mio popolo, dei miei innocenti che soffrono sparsi qua e là per il mondo. Non ho curato i miei innocenti che soffrivano ingiustamente in Egitto e non li salvai. Ora siamo alla stessa stregua, ma sparso per tutto il mondo è il popolo che soffre. Io lo trarrò dalla terra sollevandolo, così come escogitai miracolosamente di trarre fuori gli ebrei dall'Egitto. Interverrò. Sarete anche voi avvolti nella nube, come per me, sia per arrivare al Padre che per ritornare sulla terra. Tutto avverrà come per la mia ascensione. Chi va al Padre e resta per sempre, e chi ritorna sulla terra. Nessuno di essi morirà prima della nuova era ed entreranno nel pianeta intitolato al nome della nostra Santissima Madre,
in quei giorni di tenebra e di ribellione, e ne usciranno col corpo glorificato come se fossero risuscitati ormai da morte. Essi le catastrofi non le vedranno, perché saranno sollevati fino a me. Questa prima e gloriosa risurrezione riguarda gli scelti dal Padre, i figli che hanno già la loro anima, il loro spirito nella mia gloria. Io sto per completare, perché la felicità non può essere la gloria della loro risurrezione nella loro anima e nel loro spirito, non è anche nel loro corpo. Sarete assai presto sollevati anche nel vostro corpo. Io, Gesù, ritornerò sulla terra e riunirò i miei che vivranno con me per sempre. I buoni furono segnati e sopravvissero alla tribolazione con l'aiuto di Maria e saranno sollevati per incontrarmi sulle nuvole. Quelli che morirono piuttosto che prendere il segno della bestia risorgeranno. Essi, i soli segnati, regneranno con me, Gesù, per 1000 anni di pace.